sia lodato Gesù Cristo. Care sorelle e cari fratelli, la solennità liturgica dell'Epifania è festa grande soprattutto perché sollecita in tutti noi il senso dell'estasi, della contemplazione, dello stupore, della meraviglia per le opere che Dio ha compiuto e compie sempre. Dobbiamo davvero sollecitare in tutti quanti noi l'atteggiamento a cui ci ha richiamato il profeta Isaia nella prima lettura. Alza, rivesti di luce, alza gli occhi intorno e guarda. Ecco l'atteggiamento che dovremmo davvero assumere davanti all'evento della Epifania di Gesù. È la festa, si suol dire, l'Epifania, che tutte le altre feste si porta via, ma non se le porta via sul serio, se le porta via la celebrazione, la memoria storica, ma non l'evento, quello rimane. E l'evento dell'Epifania è la manifestazione del bambino Gesù come Dio, come Re e Signore, come Messia e Salvatore. L'Epifania è la manifestazione. Ci saremmo attesi una manifestazione teofanica all'insegna dei grandi eventi con cui Dio si è manifestato anche all'antico popolo di Israele. E invece un segno semplicissimo, un bambino avvolto in fascio. A quel bambino tutti giungono. Prima o poi vi arrivano i vicini e vi giungono anche i lontani. Ecco l'evento dell'Epifania, che come solennità che completa e compie la natività del Signore, è anche il momento in cui viene presentato a tutti il bambino Gesù come Dio, attraverso un gesto e un segno semplicissimo. Come in fondo semplici sono i segni e i gesti con cui la Chiesa, i santi, ogni cristiano deve fare l'Epifania, cioè manifestare la presenza di Gesù. Non siamo chiamati a fare grandi cose, non siamo chiamati a compiere gesti eroici, sono i gesti quotidiani, fatti con amore e per amore, che diventa epifania della bontà, dell'incarnazione di Dio, del Vangelo vissuto. Non so se qualcuno di voi ha visto proprio avantieri la fiction della TV su Chiara Nuvoli, la fondatrice del movimento dei focolari. Un movimento che è nato proprio in piena guerra mondiale, in una delle città che più sono state devastate per opera di 4, 5, 6 ragazzini, su iniziativa di questa giovanissima maestra della ventenne, Chiara Nuvoli, che conquista via via, in piena guerra, sotto i bombardamenti, con un uomo, con un tozzo di pane, con un sorriso, con 2 coperte, con qualcosa che poteva servire a quella popolazione ormai affranta e distrutta. Quei gesti sono stati epifania di Dio, combattuta e guardata con sospetto dalla Chiesa inizialmente, sia lei, Chiara Nuvoli, che le sue compagne di avventura, che si riunivano e si ritrovavano e avevano deciso di stare insieme, fondando proprio il primo focolare, così chiamavano la loro stamberga, la loro casa di fortuna, che avevano trovato dove poter abitare e approfondire insieme questo effetto della fede. Ecco, care sorelle e cari fratelli, la vera Epifania del Signore, la vera Epifania dei magi che seguono la stella, e cioè meditano, indagano, riflettono, guardano, alzano gli occhi al cielo,
speranza intorno, secondo la visione del profeta Isaia, e guarda che anche intorno, alzare gli occhi e camminare insieme, i tre magi, simbolo delle tre etnie fondamentali dell'umanità, già da allora, che camminano fianco a fianco, uno dietro l'altro, perché sospinti da questa meta, da questa luce che è il Figlio di Dio. E vi giungono anche e nonostante le deviazioni, le fragilità, le debolezze, nonostante la presa di posizione di Erode, tuttavia giungono le destinazioni e offrono e si inginocchiano e umilmente riconoscono, come diceva Sant'Agostino, il buon Dio del bambino. Bisogna veramente passare attraverso l'uomo per poter ritrovare e riconoscere il vero Dio. Ecco, cari sorelle e cari fratelli, la celebrazione dell'evento dell'Epifania, la manifestazione che sul serio può dare speranza e vigore alla nostra vita, alla nostra società, alle emergenze sanitarie che il mondo ha vissuto, vive e vivrà ancora. Ma pur tuttavia, in mezzo a ogni situazione, è indispensabile riscoprire la umiltà, la semplicità, ma anche la decisione dei magi che camminano per ben 2 anni alla ricerca del Re dei Re, del Signore dei Signori, e la ritrovano nella pienezza dell'umanità in Cristo bambino. Per questo la Chiesa, proprio nel giorno dell'Epifania, celebra l'avvento di tutto l'anno liturgico e dà il solenne annunzio della Pasqua, quasi a dirci che tutto l'anno cammina, si svolge sotto la luce del nato bambino, del Re dei Re, fino alla croce, fino alla gloria della risurrezione. Sì, dall'alto della croce il Cristo salva l'uomo, ma è nel bambino fattosi piccolo tra di noi che noi lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Tutti in piedi allora, prima del credo, diamo il solenne annunzio della Pasqua, che possiamo tutti seguire anche sul foglietto in terza pagina, subito dopo il brano Vangelo. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il trigo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le cene di inizio della Quaresima, il 17 febbraio, l'ascensione del Signore il 16 maggio, la Pentecoste il 23 maggio, la prima domenica di Avvento il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli e dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è, che viene, Signore del tempo e della storia,